Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo leggere un solo verso insieme, che è scritto in Apocalisse capitolo 2, dal verso 7. Apocalisse capitolo 2, verso 7. Leggeremo solo questo verso e lo mediteremo insieme. Apocalisse capitolo 2, versetto 7. Amen. Pensate in piedi così onoriamo la parola di Dio e cambiamo anche posizione per un attimo. Alleluia, a Dio sia la gloria. Amen. Apocalisse 2, versetto 7. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio. Amen. Amen? Accomodatevi pure. Gloria al nome del Signore. Voglio ripetere questo verso. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Ho voluto dividere questo verso in due parti e vogliamo esaminare queste due parti, no? La prima parte è rivolta a chi ha orecchio. Chi ha orecchio ascolti. La seconda parte, che poi mediteremo anche, è a chi vince. Quindi chi ha orecchio fa capire che non tutti hanno orecchio. Ma cosa intende qui la parola di Dio? Orecchio, orecchio, ce l'abbiamo tutti. Ma non abbiamo tutti l'orecchio spirituale per ascoltare le cose spirituali. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice, parla. Amen. Gloria al nome del Signore. Ora, la parola di Dio è vitale, è importante, è al centro del nostro culto. La parola di Dio pone più attenzione a ciò che si ascolta, piuttosto a quello che si vede. Il credente spirituale dà importanza più di tutto a ciò che ascolta da parte di Dio, piuttosto a ciò che vede. Il credente spirituale si distingue dal credente comune, perché il credente comune è attratto dalle scenografie complessi che suonano, corali numerose, voci bellissime che cantano. Subentra l'emotività ed è una componente richiesta anche, ci vuole un po' di emotività, ma viene richiesta la spiritualità piuttosto. Amen. Perché Dio è spirito. Amen. Amen. E parla nello spirito, per lo spirito, attraverso la sua parola. Alleluia, Gesù. Dobbiamo essere addestrati ad ascoltare la voce dello spirito. Amen. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Purtroppo assistiamo a dei culti che durano ore, di cui 2 ore, 2 ore e mezza, canti. Poi c'è qualcuno con una bella voce che canta un bel cantico di adorazione, bello, che ci vuole anche, non voglio dire di no. E quello è culto. È l'ascolto della parola di Dio. Dove la mettiamo? Allora meglio cantare di meno. Bastano anche 3-4 cantici. È più importante ascoltare ciò che lo Spirito ha da comunicarci. Amen.
Alleluia. L'udito spirituale ha la sua importanza anche. Dio parla a coloro che ascoltano. Amen. Parla a tutti. Ma non tutti possono dire ho ascoltato la voce di Dio, la parola di Dio ha parlato a me, al mio cuore. Solo chi ha allenato l'udito spirituale Amen. sa riconoscere il parlare da parte di Dio. Amen. E noi ogni volta che finiamo il culto vogliamo essere felici Amen. e tornare alle nostre case benedetti, Amen. perché possiamo dire Dio ha parlato al mio cuore, Amen. Dio mi ha dato la sua parola a me. Alleluia. Non tutti coloro che ascoltarono Gesù al suo tempo ritennero i suoi insegnamenti. Non tutti hanno ritenuto la parola che egli predicava. Eppure Gesù non andava in giro con la chitarra. È vero? Parlava, annunciava il regno di Dio. Perché la folla di questo aveva bisogno e ancora oggi bisogno. L'uomo ha bisogno di ascoltare l'Evangelo. Amen. Alleluia. Poi se si canta 1 o 2 cantici, gloria a Dio. Ma non deve essere tutto incentrato sull'emotività e sul suscitare l'emotività, l'emozione. No! La parola deve parlare al cuore. Amen. La parola deve toccare il cuore dell'uomo. Amen. Perché è da lì che ci sono le sorgenti di tutte le nostre emozioni. Gloria a Dio. Al tempo di Gesù c'erano capi, dottori religiosi. Alleluia. E questi erano pieni di cultura, pieni di sé. Non erano però disponibili ad accettare la divinità di Gesù. Non erano disponibili ad accettare che Gesù era colui che Dio ha mandato, aveva mandato e ha mandato per la salvezza di tutta l'umanità. Perciò il messaggio non era ascoltato, era criticato. Dio ci dia grazia di non criticare il messaggio che ascoltiamo, ma di accoglierlo nella nostra vita. Alleluia. Quindi il nostro orecchio spirituale deve essere allenato e questo viene da una disposizione interiore. Vogliamo leggere insieme un verso in Isaia capitolo 50, versetti 4 e 5. Isaia capitolo 50, versetti 4 e 5. Il profeta Isaia, che parlava da parte di Dio, riceveva la parola di Dio. Riceveva la parola di Dio e l'annunciava al popolo. È solo un esempio, ma ci sono tanti versi e tanti esempi nella parola di Dio. Isaia 50, versetto 4 e 5 dice così, Isaia scrive così: egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Il Signore, l'Eterno, mi ha aperto l'orecchio ed io non sono stato ribelle e non mi sono tratto indietro. Alleluia. Amen. Alleluia. Questa è l'esperienza del profeta Isaia. Dio risveglia il mio orecchio. E noi vogliamo dire: Signore, risveglia il mio orecchio. Dammi un orecchio spirituale, perché io voglio ascoltare la tua voce. Amen. Voglio ascoltare il tuo parlare. Amen. Non voglio ascoltare una parola d'uomo. Voglio ascoltare la parola di Dio. Alleluia. Non voglio ascoltare e partecipare a un'organizzazione umana. Voglio ascoltare insieme ad altri discepoli come me, servitori, figli tuoi, la tua parola. Amen. C'è differenza. Quindi il profeta ha un'attitudine di discepolo.
di colui che è disposto ad imparare. Alleluia. È necessario manifestare l'attitudine del discepolo che ascolta per imparare e non per discutere, che si dispone all'insegnamento del maestro con attenzione, con desiderio e con umiltà. Dio sensibilizza il nostro orecchio, rende sensibile il mio e il tuo orecchio ad ascoltare la sua voce, che non può essere udita da tutti, ma da coloro che hanno un orecchio spirituale. Ed è Lui che sensibilizza il nostro orecchio. Alleluia. Mentre noi lo tendiamo ad ubbidire a quanto Egli dice. Amen. Il mondo religioso dà sempre più importanza ai segni visibili, piuttosto a ciò che ascolta. Il mondo vuole vedere. Anche a Gesù dicevano: dacci dei segni, vuoi che crediamo? Facci vedere dei segni. E quanti miracoli ha fatto? Ancora segni. Ma cosa volevano vedere di più? I zoppi camminavano, i ciechi e vedevano. Ma ancora di più? Che segno si vuole vedere? Piuttosto dovevano ascoltare, amen. Alleluia, ascoltare la parola di Dio. Quello che fa crescere la fede non è il vedere. Leggiamo Romani capitolo 10, versetto 17, un versetto che tutti conosciamo, vero? Romani 10, versetto 17. Romani capitolo 10, versetto 17. Romani capitolo 10, versetto 17. Cosa troviamo scritto? Qualcuno che legge? Così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Amen. Amen. La fede viene dal vedere? No. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Amen. Parlo ai miei fratelli e alle mie sorelle. Purtroppo viviamo in un mondo particolare. E anche tra i credenti, tra quelli che dovrebbero essere i fedeli, non tutti si è fedeli. Dubitate di chi vi dice: vieni nella mia chiesa, è più grande, c'è un complesso che suona, sai, stiamo comprando quelle luci, perché ormai ci sono le luci, come in teatro, stiamo comprando un'amplificazione. Dov'è la parola di Dio? Manca l'importante. Ma dov'è la parola di Dio? A me non interessa né delle luci, gloria a Dio, se si canta, c'è chi suona, gloria a Dio. Ma non è questo il centro del culto. La fede viene dall'udire. Amen. Fammi ascoltare, parlami di Gesù, Amen. parlami della salvezza. Amen. Amen. Parlami di Dio Padre misericordioso. Amen. Parlami dello Spirito Santo che consola. Amen. Parlami di Gesù che era, che è e che sarà sempre. Amen. E che è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Parlami di questo. Amen. Gloria al nome del Signore. Chi ha orecchio da udire oda. Ciò che lo Spirito dice alle chiese. Gloria al nome del Signore. Alcuni versi vogliamo leggerli insieme. Salmo 50, versetto 7. Una curiosità, sapete, se avete la chiave biblica a casa e mettete vedi, usciranno dei versi, ma pochi. Se metti ascolta, usciranno una serie di versi enormi, tanti. Io ne ho scelti 5 così, perché per far capire che è più importante ascoltare che vedere. Amen.
Perché ascoltando la parola di Dio la fede cresce, lo ribadisco, amen? Salmo 50, versetto 7 dice così: ascolta, popolo mio. Amen? Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Amen? Alleluia, perché la parola di Dio è qualcosa di meraviglioso, comprende benedizioni, comprende riprensioni, ammonimenti, esortazioni. Amen? Bisogna amare tutta la parola di Dio. Non possiamo solo sentirci dire che Dio ci ama. Amen, è giusto, è vero, Dio ci ama. Ma dobbiamo anche sentirci dire: tu hai sbagliato, figlio mio, e io voglio ammonirti. Amen? Questo fa il papà. Questo fa il Padre nostro che è nei cieli. Non solo ci dice che ci ama, ma anche ascoltami perché ho qualcosa da dirti, che non va bene e che ti invito a rimediare. Amen? Alleluia. Deuteronomio capitolo 6 versetto 4, ancora c'è questo ascolta da parte di Dio rivolto al suo popolo. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Deuteronomio capitolo 6 versetto 4, ascolta, Israele. L'avete trovato? Amen? Adesso ho trovato un altro verso. Salmo 81, versetto 8. Sempre, ascolta. Salmo 81, versetto 8. Dice così: ascolta, popolo mio, io ti ammonirò. E poi è scritto: o Israele, se tu mi ascoltassi. Salmo 81, versetto 8. Avete notato? Ascolta, popolo mio, e io ti ammonirò. E poi, o Israele, se tu mi ascoltassi. Questo, o Israele, se tu mi ascoltassi, è come dire: dispiace che tu non mi ascolti. Dispiace che tu tutte le tue attenzioni le concentri su aspetti che non sono importanti. Vogliamo concentrare tutta la nostra attenzione su quella che è la parola di Dio. È sempre stata al centro del culto, la parola di Dio. E deve essere sempre al centro del culto, la parola di Dio. Alleluia. Poi in Proverbi capitolo 23 versetto 19 Dio parla rivolgendosi al figlio, non al figlio Gesù, ma al figlio, noi come figli di Dio. Ci chiama figli. Ascolta, figlio mio. Proverbi 23 versetto 19. Ascolta, figlio mio, sii saggio e dirigi il tuo cuore per la retta via. Proverbi 23, 19. Non perdete, se volete poi vi do i versetti. Infine l'ultimo verso, poi andremo all'altro punto, a chi vince. Proverbi 8, versetto 34, dice: beato l'uomo che mi ascolta. Amen? Proverbi 8, versetto 34. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Possiamo dire amen? Amen. Vedete, l'uomo che ascolta è beato. Proverbi 8, versetto 34. Alleluia. E così abbiamo finito il primo punto, Chi ha orecchi ascolta. Vogliamo adesso rivolgere la nostra attenzione all'altra parte del verso, questa seconda parte che io per meditare così ho diviso. A chi vince?
io darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. A chi vince, non a tutti. A chi vince, a chi supera il percorso. Amen? Non a tutti, ma a chi vince. Paolo dice: tutti erano sotto la nuvola, mentre erano nel deserto, no? Ma non tutti entrarono nella terra promessa. Tutti hanno visto la potenza di Dio. Di notte quel fuoco acceso, quella colonna di fuoco, che li riscaldava e li illuminava. E di giorno quella nuvola che li seguiva, li accompagnava. Nel deserto tutti furono sotto la nuvola, ma non tutti entrarono nella terra promessa. A chi vince? A me. Dobbiamo tagliare il traguardo. Non dobbiamo iniziare il percorso e lasciarlo a metà o fermarci. Dobbiamo arrivare fino alla fine. Questo vuole dire, a chi vince? A me? Alleluia! Ma chi è il vincitore? Il vincitore è chi ha ricevuto la grazia di Dio. Per mezzo della fede in Cristo e vive una costante vittoria sul peccato, su Satana e sul sistema corrotto del mondo. Questo è colui che vince. Colui che non si lascia attrarre dal peccato, ma resiste al peccato, vincendo nel nome di Gesù. Perché in noi c'è la vittoria. La nostra vittoria è Cristo Gesù, perché Lui ha vinto per noi. Amen. Alleluia. Quindi in Lui siamo più che vincitori. Alleluia. Chi vince rifiuta di conformarsi al mondo e resiste alle tendenze malvagie che rischiano di penetrare nella Chiesa. Amen. Certe cose del mondo rischiano di entrare nella Chiesa, ma la Chiesa è appartata, è santa e deve rimanere santa per lo sposo che è Cristo Gesù. Non dobbiamo fare entrare il mondo da fuori dentro la Chiesa, e la Chiesa deve uscire nel mondo per predicare. Sei d'accordo? Non dobbiamo fare entrare il mondo nella Chiesa, e la Chiesa deve uscire fuori per predicare. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Chi vince accetta la volontà di Dio soltanto così come è rivelata nella sua parola. Il segreto della vittoria del credente fedele è il sacrificio di Gesù. È il segreto della nostra vittoria. Vogliamo leggere alcuni versi che riassume proprio tutto quello che abbiamo detto. Romani capitolo 6, versetti da 2 a 11. Sorella Grazia lo legge per noi? Romani capitolo 6, versetti da 2 a 11. Aspetta un po' che lo trovano. Romani capitolo 6, versetti da 2 a 11. Amen. Sorella Grazia, leggi. Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo diventati una stessa cosa con Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sapendo questo, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo... il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato, perché colui che è morto
e libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche noi, fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Amen. Cioè fa capire l'Apostolo Paolo che la nostra vittoria dipende da Gesù. E Gesù è morto e ha vinto la morte, è risorto. Ha vinto il peccato, amen? E per Lui noi riusciamo a resistere al peccato. Siamo morti in un certo senso con Lui e siamo risuscitati con Lui, spiritualmente parlando. Quindi siamo vincitori. A chi vince? Io darò da mangiare. Voglio concludere adesso. Chi ascolta vince. Dio ci premierà se ascoltiamo e vinciamo. Cioè arriviamo al traguardo. Il premio è il paradiso di Dio. L'eternità è mangiare quel frutto dell'albero della vita che Adamo ed Eva non potevano mangiare. Vi ricordate all'inizio? Non mangiare del frutto di quell'albero. Se tu mangerai di quel frutto, morirai. Non ne mangiare. Ma noi lo mangeremo. Alleluia. Quindi non potevano mangiare Adamo ed Eva quel frutto e, risubbidendo, hanno mangiato, causando il peccato su tutta l'umanità. Dio ha rimediato mandando il suo figliolo Gesù a morire sulla croce. A quell'errore, a quella disubbidienza compiuta da Adamo ed Eva, Dio ha provveduto un rimedio. Ha mandato il suo figliolo Gesù a morire sulla croce e risuscitandolo, amen, ha vinto sul peccato, sulla morte e su ogni conseguenza del peccato e della morte. Quindi possiamo dire gloria a Dio. Alleluia. Vedete? Voglio rileggere questo verso. Apocalisse capitolo 2 versetto 7. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Amen. Andiamo a chinare il nostro capo. Gloria a Dio.